Successo esterno all'esordio per lo Sporting Montesagro di Andrea Simeone nella prima giornata Under 19 Elite Girone C, che nel recupero supera per 1-2 il Giardinetti a domicilio con i gol di Bresciani e Bernasconi. Nel mezzo il pari dei padroni di casa firmato da Lara Marconi. Prima vera azione offensiva da parte del Giardinetti, che da calcio di punizione prova al quinto con Iorio, Di Brita devia in corner. Sporting che inizia a farsi vedere all'8º, da rimessa laterale Chiappini ad allungare, facile preda dell'estremo difensore di casa. Il match si sblocca al 12°, palla in verticale per Bresciani sulla sinistra, che con un abile pallonetto supera Cotugno per lo 0-1 che porta in vantaggio lo Sporting Montesagro. La reazione dei padroni di casa produce la conclusione dalla distanza al minuto numero 21, para Di Brita. Poi da calcio di punizione prova il destro Iorio, sfera che termina in out, chiusura di prima frazione di gioco con la chance a tu per Colivicchi. Di Brita esce e respinge la minaccia con i piedi. L'inizio di ripresa Sporting Montesagro costretto al cambio, problemi alla spalla per Pacelli, il quale viene sostituito dal numero 13 Gometti. Per il calciatore auguri di una pronta guarigione. Formazione in maglia viola velenosa, in ripartenza Bresciani allunga la sfera per Perni, da questi pallone a Soli che invita il compagno alla conclusione, facile parata da parte di Cotugno. Al 12° ancora Perni va via sulla fascia di sinistra e prova il destro alto sopra la traversa. Da calcio di punizione al 16° ancora Sporting Montesagro velenoso con Bresciani che prova il sinistro, leggera deviazione che non sorprende Cotugno, che riesce a trovare la parata. Al 26° torna a farsi vedere il Giardinetti, che azione insistita sulla destra, poi Lara Marconi prova il destro mandando la sfera sopra le stelle. Lo stesso si riscatta poco dopo, quando al 35° scatta con i tempi giusti e mette la sfera all'incrocio. 1-1 e parità ristabilita tra Giardinetti e Sporting Montesagro. Nel finale Giardinetti che spinge alla ricerca della vittoria, da punizione al 42°, Iorio a tentare il destro, Di Brita devia in corner dall'angolo al 46°, lungo batti e ribatti in area di rigore con conclusione finale che va sopra la traversa. Sembra finita, ma nel lungo recupero Bernasconi recupera la sfera sulla tre quarti, entra in area in diagonale, mette il pallone in rete, 1-2 ed è il gol che decide il match. Sporting Montesagro che trova dunque i primi 3 punti nel girone C Under 19 Elite. KO il Giardinetti.